Urine scure, sangue visibile, un quadro ecografico che non lascia dubbi, edema a entrambi i reni. Così, nella notte del ricovero all'ospedale San Martino di Belluno è stato diagnosticato un caso di SEU, sindrome emolitico-uremica, in un lattante di 10 mesi e mezzo. L'atteggiamento molto prudente da parte del medico della notte ha permesso di non rinviare a domicilio il bambino, ma di trattenerlo per fare ulteriori approfondimenti, e questo ha permesso poi con gli accertamenti di innescare tutto un sistema di valutazioni che ha permesso poi di trasferire il bambino presso il centro di Padova. La SEU è una patologia rara ma molto seria che nei bambini sotto i 5 anni rappresenta una delle principali cause di insufficienza renale acuta e nei casi più gravi può portare al trapianto. In estate i casi aumentano. Tra giugno e agosto il Veneto è tra le regioni italiane più coinvolte. E non è il primo episodio. Lo scorso novembre una bambina di Cortina d'Ampezzo aveva contratto la SEU dopo aver consumato formaggio prodotto con latte crudo. Questo caso ci ricorda cose che magari dovremmo ricordarci tutti i giorni, che certi tipi di alimenti e soprattutto come gestiamo questi alimenti sono molto importanti per ridurre i rischi di infezioni trasmesse. Per prevenire nuovi casi, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti ha attivato una strategia di vigilanza sul territorio, focus sull'innalzamento degli standard igienico-sanitari nelle produzioni lattiero-casearie, controlli mirati e sensibilizzazione della popolazione. Il bambino di Belluno resta sotto stretta osservazione, il decorso positivo, ma il caso riaccende l'attenzione sulla sicurezza alimentare, soprattutto per i più piccoli, ai quali per nessuna ragione devono essere somministrati alimenti crudi. Né alimenti crudi né alimenti non lavati, e quindi questo è molto importante, come anche ovviamente prima di preparare il cibo dei bambini, chi lo prepara deve lavarsi le mani.